Buonasera, ben ritrovati. Era da un po' che mi mancava, da quando ha lasciato Roma, l'avevo un po' trascurato, lo ritrovo oggi. Solo sindaco. Solo sindaco? Ma gliene dicono su di tutti i colori? Glielo dico prima? No, perché? Gliene dico dopo. Vabbè. Vicepresidente, telefonata, buonasera. Sì, sera, sono Alex Zamperoni, da Onè di Fonte. Buongiorno, buonasera Alex. Niente, volevo dire una cosa al signor qua, che giustamente io essendo contro la politica sono anche contro il signore qua, no? Giustamente lui è un politico. E volevo dire, no, dato che tutti tentano di combattere la crisi, questo e quest'altro, perché non mi danno un lavoro, dato che io vado in cerca di lavoro, una poltrona non ce l'ha per me per caso, magari io siccome ho buona volontà di lavorare, riesco a lavorare meglio di tutti voi politici. E voglio dirvi un'altra cosa, vi do un consiglio di leggere la mia pagina che si chiama Forconi Veneti, perché sono io quello che gestisce qua i Forconi Veneti. Qui su internet, su Facebook? La pagina l'Italia chiama AZ. L'ho chiesto, una pagina, quella su Facebook, Sono io, e perché combatto contro tutti voi? Perché non provate a combattere contro il signoraggio bancario? Così si evita questa crisi economica, perché siete tutti corrotti dalle banche, vergognatevi! Questo è destinato posso dire, però io devo ovviamente dissociarmi, perché quando lei dice siete tutti corrotti non posso accettarlo. Chiedo scusa perché lei l'ha detto in diretta, le critiche si accettano, ma non quello che sfocia nell'insulto. Spero che Dussin non voglia querelare. No, ma è che uno con la mentalità così ristretta e di parte sua è destinato a fare il disoccupato a vita, ed è giusto che sia così, perché io una persona che ragiona così non l'assumerei neanche per far pulizia attorno al mio giardino. Cioè, cosa vuol dire che ha ragione lui e sbaglia tutto il resto del mondo? È che continui nella sua esistenza così, ce l'ha tracciato lui il binario della sua vita. Continui ad averla su col mondo e l'unico messia portatore di verità sarà il suo pensiero.